A Palermo conferma di Landberger nel premio Trinacria, prima prova del campionato italiano dei trottatori di 4 anni e rivincita a distanza di una sola settimana del Gran Premio del Mediterraneo. L'allievo di Angelo Nuti, che una settimana fa si era imposto soltanto in fotografia su Furgman, allora protagonista di uno spettacolare inseguimento, oggi ha vinto con grande autorità perché il suo diretto rivale ha rotto in partenza dietro l'Austarter e ha visto così compromesse le sue ottime chance. Landberger è andato ancora più forte di domenica scorsa, facendo registrare al chilometro il ragguaglio di 1:19,7, ma soprattutto ha condotto fin dall'inizio e dapprima su Chinatown, Ciribicchio e Modigliani, quindi sulla retta di fronte davanti al Dolo Foconero, che però per lo sforzo ha rotto dopo 600 metri. Al passaggio sotto le tribune, dopo il primo giro in testa, c'era così Landberger, seguita ancora da Chinatown, sul quale però a largo progrediva Furgman, che ha cercato di avvicinarsi al battistrada ma senza successo. Landberger anzi nel finale è riuscito anche ad allungare, vincendo con relativa facilità. Seconda moneta ancora Furgman, terzo Modigliani davanti a Chinatown. Il totalizzatore ha pagato 25 il vincente, 14,2 i piazzati e 17 la commessa accoppiata.